Purtroppo paghiamo questo prezzo. Avendo avuto un ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione, i forestali sono 4 mesi che sono senza stipendio, stiamo parlando di lavoratori fissi, circa 250, ma abbiamo anche il problema di non riuscire a far partire i lavori con le assunzioni di circa 450 lavoratori stagionali. Questo con un grave danno a tutto il territorio veneto, perché stiamo parlando di professionalità talmente specializzate che curano il nostro territorio e evitano quei danni che nessuno vuole, alluvioni, frane, ma bisogna intervenire urgentemente. Ci hanno rassicurato che c'è la volontà politica di risolvere questa situazione entro la settimana. Noi abbiamo chiesto responsabilità, nonostante gli scontri politici in atto all'interno maggioranza e minoranza, responsabilità verso il territorio, perché stiamo parlando di ambiente, di foreste, stiamo parlando di 600 lavoratori, di 600 famiglie, devono essere rispettati nei loro diritti.